Dall'Europa verso l'Italia in un viaggio talvolta di morte, il jihadista viaggia, si muove, cambia nazione. Dal Belgio 2 giovani fondamentalisti sono stati fermati alle frontiere del Frejus. La rete fa il resto, fa viaggiare in tutto il mondo il pensiero fondamentalista attraverso una miriade di siti che, secondo fonti dell'intelligence, vedrebbero un coordinamento del network del terrore dalla vicina Grecia. Italia che rischia di diventare crocevia. Sono le frontiere oggi le sorvegliate speciali e rafforzati i controlli. Venezia, con il suo carico di passeggeri che sbarca anche proprio dalla vicina Grecia, potrebbe diventare uno snodo importante. Sono giovani tra i 20 e i 35 anni, seconda generazione, vivono, lavorano in Italia, perfettamente integrati e amano la rete. Questo l'identikit tracciato in questi giorni dall'intelligence e dall'antiterrorismo, un centinaio i soggetti monitorati, ma i giovani musulmani si ribellano a questa immagine che fa di loro tutti dei potenziali jihadisti. Scendono così in piazza Montebelluna i musulmani moderati, in 200 trevigiani e veneziani. Un giovane come me che ha studiato qua, che lavora, che ha una vita sociale o quasi pari agli italiani, non credo che prenda queste ideologie terroristiche. Si ribellano all'idea che essere giovani musulmani significhi seguire solo determinati siti, tutti li possono seguire. Su internet, come ci sono cose molto positive, ci sono cose negative. L'ISIS, come dicono loro, si è creato su internet, quindi i forum ce ne sono a volontà. Vogliono il dialogo con le comunità locali per spiegare la loro realtà, dove la moschea, dicono, è il luogo di preghiera, non uno spazio per il proselitismo della prima ora. Non è che istiga sempre alla guerra santa, non esiste, nessuno penso che lo fa, se lo fa qualche testa o qualche imam fai da te, e questo anche non lo accettiamo, prendiamo le distanze, anzi diciamo guardate che sbagliate. Per chi è vissuto la prigionia oggi non è facile dimenticare, come per Gianluca Salviato, rapito in Libia dai jihadisti, che oggi alla sua azienda chiude il cantiere e lui perde il lavoro. Soggetti pericolosi, fondamentalisti che vanno fermati, dice. Certo vanno attenzionate quelle persone che incitano alla violenza, incitano alla guerra, incitano alla distruzione dell'Occidente perché poi quelli che ci rimettono di più sono i musulmani. Devono essere anche le comunità musulmane, credo, a muoversi perché non accadano queste cose.